Assessore Alessandro Baccei, qui ad Agrigento per incontrare i sindaci delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna per avviare un interessante progetto sulla banda larga. Ecco, se ci vuole spiegare meglio il tema in oggetto. Sì, certo. Allora, la banda ultralarga è l'infrastruttura portante per sviluppare, far transitare tutti i dati, immagini, applicazioni, quindi siamo nell'era di internet, ovviamente dobbiamo sfruttare questa grande opportunità. Quindi il progetto è quello di portare la banda ultralarga, quindi con la velocità 100 megabit, quindi la velocità più alta che ci sia, a circa l'85% della popolazione siciliana. Questo progetto parte di fatto oggi, stiamo raccogliendo le adesioni dei sindaci per iniziare i lavori l'anno prossimo. Una prima fase è già stata fatta, che ha raggiunto già 142 comuni, ora vogliamo completare il resto della Sicilia per portarla ovunque. Rendiamoci conto che sono proprio le zone più disagiate che hanno più bisogno, per cui aree interne piuttosto che isole minori e quant'altro. Quindi lì gli operatori di mercato non arrivano, ci arriviamo noi con i fondi comunitari, con i fondi comunque extraregionali. C'è anche la collaborazione del Mise. Assolutamente, è un progetto nazionale che è un'implementazione dell'agenda digitale europea. Le gare vengono fatte dalla società del Mise, del Ministero dello Sviluppo Economico, che è Infratel. Siamo insieme a una serie di altre regioni, stiamo cercando di velocizzare il più possibile proprio perché abbiamo voglia di partire per primi, per cui in realtà in 2 giorni incontreremo tutti i comuni e raccoglieremo le adesioni. Cosa prevede per i comuni un investimento per loro, una spesa, un costo, insomma? No, per i comuni anzi è tutto assolutamente gratuito perché ci sono dei fondi europei, già 75 milioni sono stati spesi, questa seconda fase prevede altre 160 milioni, sono tutti fondi che mette la Commissione europea e la Regione come cofinanziamento, per i comuni non c'è nessuna spesa. Che adesione c'è stata? Guarda, oggi è il secondo tour che facciamo, stamattina eravamo a Palermo, abbiamo raccolto già una trentina di adesioni, ora vediamo cosa succede a Agrigento, domattina siamo a Messina e domani pomeriggio a Catania, abbiamo finito il giro. Agrigento aderisce a questo progetto della banda larga oggi presentato dal Mise e dalla Regione Siciliana? Assolutamente sì, noi stiamo lavorando per diventare una city smart, quindi una città intelligente, una città che è dotata di tecnologie che sono in grado di proiettarsi nel futuro. Questa è un'iniziativa particolarmente importante perché garantisce a tutti i comuni, anche a comuni di media importanza come Agrigento, di poter avere la banda larga anche nei quartieri e nelle zone meno interessanti, perché come voi sapete ovviamente il mercato va dove ci stanno i soldi, quindi per esempio la TIM sta facendo degli investimenti ad Agrigento ma non su tutto il territorio comunale, ci sono dei quartieri che per loro sono meno interessanti. Ecco, nei quartieri meno interessanti interviene questo progetto della Regione, che è un progetto europeo che consente a tutti i cittadini europei di avere una infrastruttura come la banda larga che consente di avere internet veloce, per essere poi molto chiari. E siccome avere internet veloce è il presupposto per lo sviluppo economico del futuro, tutti i cittadini europei, dovunque essi abitano, devono avere questa condizione e il Comune di Agrigento ovviamente aderisce con grande convinzione ed entusiasmo. Il Comune di Caltabellotta ha aderito perché per noi è di notevole importanza. Questa iniziativa ci coinvolge e ci deve coinvolgere non solo come comune ma come territorio e anche come Sicilia, perché tutto quello che è innovazione, che può portare a creare un insieme, un cosciutto, può essere positivo e sicuramente è di vantaggio per i comuni e per il territorio stesso.